segretario, i tempi per le primarie non ci sono più, dai. Perché no? Potrebbero ancora esserci, io mi auguro che non serva, cioè, è un ragionamento che faccio da tempo. Ci fossero le primarie lei potrebbe... Ma non strappate cioè le cose lei che io non ho intenzione di dire perché non sono nello stato di fatto. cioè esclude, diciamo, una corsa da governatore. Ma qua non si tratta di escludere. Però da segretario del PD lei non vuole ritirare il simbolo, cioè, no? O avere un candidato che non... mi pare che sia cioè, la cosa che io sto dicendo da settimane è che pur in una regione con tutte le difficoltà del caso, in cui obiettivamente certo non siamo la maggioranza, la forza con il maggior peso elettorale, deve esserci, io pretendo e come dire, mi faccio parte garante di difendere orgogliosamente i tanti militanti, iscritti, le persone responsabili anche che votano Partito Democratico al di là come dire, delle espressioni. Ma è una chiusura sulla candidatura possibile di Arturo Lorenzoni? No, non è nessuna chiusura. Io dico lo schema più largo possibile con un programma che di fatto ci vede tutti allineati su 4-5 temi su cui potremo trovare l'accordo, presumo anche con Italia Viva, con tutte le altre forze del centro-sinistra. Responsabili. Io analizzo quello che è successo in questi 25 anni e penso che quando siamo andati a cercare l'imprenditore l'imprenditore ha fatto appieno il suo ruolo, però qui secondo me si tratta eventualmente anche di fare una semina per il futuro, una semina tutti assieme, nel senso che se ci riusciamo ad avere una candidatura che troveremo sicuro che sfonda alla prima volta, meglio, ma altrimenti il Veneto ha bisogno di una seria incisività sui temi e una costruzione per il futuro.